con la società Union Volley di Jesolo, col comitato provinciale di Venezia. Le selezioni che hanno partecipato sono 8, 7 del Veneto più il Trentino. È un appuntamento ormai da diversi anni che facciamo per questa categoria Under 14. Lo spirito è quello di dare la possibilità a questa categoria, soprattutto per il maschile, di giocare e di fare attività in funzione poi delle selezioni che verranno fatte il prossimo anno con la categoria Under 15. Tommaso Rizzi, capitano della rappresentativa provinciale di Padova Under 14, oggi seconda classificata al Trofeo delle Province edizione 2014. Quanto vi siete divertiti in questa esperienza di pallavolo di 2 giorni? È stata una bella esperienza, ci siamo divertiti, peccato per la finale. Erano superiori a noi, quindi bravi loro. Carcereri Mattia, capitano della rappresentativa provinciale di Verona Under 14, finalista oggi. Cosa ne pensi di questa esperienza? Mi è piaciuta molto, è stato molto difficile, soprattutto questa partita, ma con lo spirito di squadra ce l'abbiamo fatta alla fine. Adesso penso... Grazie. Niente, è stato molto difficile ma ce l'abbiamo fatta. Kevin. Dopo anni che partecipiamo assieme al Trentino al Trofeo delle Province, abbiamo qui il consigliere federale Pino Mazzon, ex presidente regionale del Trentino. Penso che la collaborazione con le province venete sia di lunga data e una prova è ritrovarci ancora assieme per questo trofeo Under 14. Ma parlo allora adesso da ex presidente regionale. Sicuramente per il Trentino essere qui è importante, ma da consigliere federale invece dico che questa manifestazione è importante. Vediamo i ragazzi in prospettiva più importanti, sono ragazzi che hanno nelle proprie mani il futuro e sono anche il futuro del nostro movimento. Un settore maschile che piano piano comincia a far fatica, a perdere numeri nell'età più avanzata, dobbiamo cercare in tutti i modi di recuperarli in basso. Questo è uno dei numeri per recuperare numeri, passione e anche qualità.